Gli agnolotti gobbi all'astigiana, ma con il profumo del curry e del latte di cocco all'inglese. Un po' di cipolla ci servirà per la base delle verdure. Beh, tocca alle patate. Ne mettiamo una bella grande, tagliamo a pezzi più o meno regolari in maniera tale che abbiano pressoché la stessa cottura. Non c'è bisogno di sciacquarle perché abbiamo bisogno di tutto il loro amido. Tocca la melanzana. Zebrate, uno sì, uno no. Il rapporto dei vegetali più o meno lo portiamo pari, qualcosa di più saranno le patate. Peperone ce ne servirà a metà, togliere i semi, togliamo pure la pelle. Ovviamente anche qui i peperoni tagliati abbastanza regolari. Tocca alle zucchine, li facciamo poco più piccoli rispetto agli altri perché così cucineranno più velocemente. Ok, tocca ai pomodori. Ecco qua, pronti. Mettiamo anche i peperoncini di fiume, danno un senso un po' esotico. Togliamo i semi, velocemente anche i peperoncini verdi. Prepariamo il ripieno. Un filo d'olio, facciamo rosolare e stufare le cipolle e appena parte, per così dire, il soffritto, mettiamo subito le melanzane perché saranno quelle che assorbiranno subito l'olio e poi lo ridaranno di nuovo e le dobbiamo soffriggere. Mettiamo le patate, lasciamo rosolare anche queste, aggiungiamo un altro filo d'olio, turno del pomodoro, via! Adesso ci servono proprio i liquidi. Il pomodoro, se non stocca bene il calore, lo troviamo sempre acido. Questi sono zuccheri che porteranno poi sapore al prodotto finale. Devono caramellare, non devono attaccare e bruciare. Peperoni e peperoncini di fiume. Vai, ancora un po' di sale. Sta prendendo forma la nostra ciambottella. Abbassiamo la fiamma. Questo, che è lo streppone, come si direbbe a Napoli, è quello che non serve del basilico, ma non è così. Questo è ancora pieno di profumo e lo mettiamo qui. Allora, fiamma al minimo, un piccolo segreto, così. Facciamo cucinare con la loro stessa umidità e piano piano, ecco qua, si è asciugato, le patate sono quasi pronte, mettiamo le zucchine, mi raccomando, va regolato, un pizzico di sale, un po' di pepe, a gusto vostro. Mettiamo veramente il basilico che ci deve dare colore e deve rimanere qua. Si è asciugato, come vedete la zucchina è ancora bella verde. Prendiamo il passaverdure, buchi grandi e ci facciamo il nostro ripieno. Se non avete questo lo potete fare con uno schiacciapatate. Pronti? Prepariamo una salsa al latte di cocco come un curry indiano. Partiamo da cipolla, mettiamo sul fuoco, mettiamo già fin dall'inizio dell'olio vegetale, non mettiamo olio d'oliva, tanto non dobbiamo friggere niente. Facciamo appassire la cipolla, mettiamo il latte di cocco, questi sono circa 120 ml, e poi altrettanto di acqua. Lasciamo cuocere, anzi decuocere, fino alla cottura della cipolla. Adesso che è quasi pronto, curry madras, e poi ci mettiamo un po' di curcuma. Ok. Ingrediente segreto è che noi dobbiamo portare un pochettino di umami, sapore. Fiocchi di lievito, e ne mettiamo un poco, qua, una frullatina, vedete se è ispessito, qualche goccia di zucchero di lime, un po' di acidità fresca. Allora è arrivato il momento di fare gli agnolotti gobbi. Questa è una pasta all'uovo che facciamo noi qua al ristorante. Io la chiamo così la speciale perché il 30% è semola di grano duro e poi ci sta una percentuale di uova intere per dare maggiore elasticità. Ripieno sac à poche, semplice. Facciamo gli agnolotti. Cominciamo a scendere con le misure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All'ultimo tagliamo e facciamo i primi. Mettiamo un po' d'acqua così. E facciamo i nostri gobbi, ripieno abbondante, chiudiamo, un pizzico di semola di grano duro. Perché si chiamano gobbi? Perché sono i più farciti. Ravioli in acqua, un minuto e mezzo al massimo. Cominciamo a mettere un po' di salsa cocco, curry qui, giusto per ripassarli. Guardate che sono belli, guardate. Poco calore, ripassiamo, facciamo legare la salsa, impiattiamo, mettiamo un po' di salsa, così, e finiamo con questa, è la stessa salsa, però c'è il suo perché, finisce di condire, e beh siamo in India, mettiamo un po' di coriandolo, qualche altra goccia di olio, questo l'abbiamo fatto proprio col coriandolo, guardate. Così, benvenuti in Piemonte, passando da Mumbai e facendosi una passeggiata in Campania con la ciambotta.